Tromba d'aria, emaraggiate, blackout, in 6 secondi divorato un intero arenile, nuova emergenza lungo le nostre spiagge, drammatico il bilancio. A Venezia ieri la marea ha raggiunto la punta massima di 120 cm, grazie al Mose la città è rimasta all'asciutto, con quest'ultima acqua alta ha raggiunto il record per agosto 2023. Fiori bianchi e la firma degli amici sulla bara, un centinaio di persone a Mestre per l'addio ad Andrei Boichenko, il 20enne morto annegato a Vittorio Veneto. Migranti, Zaia, con questi numeri non si può garantire dignità, così oggi da Palazzo Balbi il presidente del Veneto ha affrontato la questione accoglienza. Il tenente colonnello dei carabinieri Emanuele Spidler lascia Venezia dopo 6 anni al comando del reparto operativo provinciale, ora andrà a Reggio Calabria con lo stesso incarico. All'80ª mostra del cinema, sul red carpet, il ministro della cultura San Giuliano. Sotto il buon auspicio della pioggia arriva la madrina Caterina Murino che domani condurrà la serata. A Jesolo festeggiamenti in grande stile per i 100 anni di nonna Teresa Zanetti, detta Marcella, nata a Cava Zuccherina. A farle visita con un mazzo di fiori il sindaco De Zotti. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Venezia, che apriamo con quello che è accaduto oggi a Jesolo, una tromba d'aria, mareggiate, blackout, in 6 secondi divorato un intero arenile, quindi nuova emergenza lungo le spiagge, drammatico il bilancio. Tromba d'aria e mareggiata sulle nostre spiagge con il mare inferocito che ha rusicchiato sedie, ombrelloni, lettini e pure tutto l'arenile. In 6 secondi a Jesolo il mare ha divorato un intero arenile, 6 secondi di puro terrore. Stesso copione a Caorle e Punta Sabbioni, dove la forte pioggia ha provocato pure un blackout, gettando nel panico turisti, operatori e residenti. Nel San Donatese caduti oltre 40 mm di pioggia. Drammatico il bilancio per il turismo con la conta dei danni. Siamo stati in visita questa mattina insieme all'assessore al demanio Alberto Maschio per verificare i primi danni di questi eventi di mareggiate che purtroppo spesso durante l'ultima settimana di agosto succedono. Siamo confrontati con gli operatori, ovviamente i danni sono circoscritti in una parte del territorio, la zona della Pineta, che purtroppo storicamente è interessata dal problema. I danni sono sicuramente ingenti, ma in ogni caso la stagione è salva e verrà conclusa senza particolari problemi. Gli operatori sono già al lavoro per il ripristino. Il più colpito è stato lo stabilimento balneare Riviera Levante. Questa notte verso le 3 c'è stata una tromba d'aria improvvisa, questione di 6 o 7 secondi, un vortice che ha travolto un fronte di 80 metri, distruggendo praticamente tutto. In questo momento stiamo ricostruendo quello che possiamo recuperare, lo recuperiamo, un 120 ombrelloni, insomma, sono volati via e li stiamo cercando in mezzo alla pineta, anche per toglierli, perché sono tutti distrutti. Ha spezzato in 2 dei lettini, divelto ombrelloni che pesano quasi 3 quintali. Federconsorzi Arenili e Comune sono decisi nel trovare una soluzione che risolva definitivamente il problema. Dovremo vedere quali saranno le cause, perché ogni volta che c'è una piccola mareggiata in questa parte si crea appunto questo disagio. Nella giornata di oggi avremo un incontro con Federconsorzi per la programmazione degli interventi di ripascimento per il prossimo inverno. Contemporaneamente stiamo lavorando, grazie anche alla procedura di istanze per le concessioni demaniali ex legge 33, a raccogliere una somma che indicativamente si aggirerà sui 10 milioni di euro per pianificare insieme con la Regione del Veneto degli interventi strutturali per mettere in sicurezza quella parte del litorale. Ieri sera la marea ha raggiunto una punta massima di 120 cm, mare aperto, ma la città è rimasta all'asciutto grazie al Mose sollevato dal tardo pomeriggio, un dato eccezionale ad agosto nella storia dell'acqua alta, causato dal forte calo delle temperature. Intanto si è svolto oggi in prefettura il tavolo di confronto sulla situazione dei lavoratori del CVN di Comar e Tetis. Registriamo alcuni segnali nella direzione della salvaguardia dei posti di lavoro, hanno spiegato i sindacati, con la condivisione di tutte le parti, di giungere all'obiettivo di salvare i lavoratori. Entro 12 mesi verrà emanato un bando decennale per la manutenzione straordinaria delle paratoie.
Cambiamo argomento con l'addio a Mestre oggi ad Andrei Boichenko, il ventenne di origine bielorussa annegato a Vittorio Veneto. Si è registrata un'altra presenza in chiesa, toccante il ricordo della mamma, bravo, determinato e forte, era la mia roccia. Arriva a Mestre da Vittorio Veneto sotto una pioggia battente con un quarto d'ora di anticipo alla salma di Andrei Boichenko, il ventenne di Favaro di origine bielorussa che ha perso la vita per annegamento lo scorso 18 agosto nel Lago Morto a Vittorio Veneto. Un centinaio ad attenderlo, fuori come dentro la piccola chiesetta ortodossa della Natività della Madre di Dio. Per lui fiori e bouquet di rose bianche, bianche tutte le corone, come la bara, con sopra la sua foto e la fascia con la scritta «La tua mamma», anch'essa di colore bianco. Bianco è il candore degli sposi e così quello dei ragazzi e delle ragazze non ancora sposate e che lasciano questa vita prematuramente, secondo la liturgia cristiana ortodossa del commiato. In chiesa, alla messa, rigorosamente cantata dal Pope, tutti, parenti, amici e conoscenti, sono vestiti di nero, come Alessandro, il fratello di 18 anni di Andrei, e la sua mamma, Aliona. Commovente e forte il ricordo tra le lacrime del figlio. Diceva sempre: mamma, non preoccuparti che ci sono io. Ero un ragazzo d'oro, sempre pronto a aiutare le persone che vedevano difficoltà. Metteva entusiasmo a tutto quello che faceva. Ha iniziato a lavorare molto presto e subito si è distinto per l'impegno e la serietà. Era molto orgoglioso di quello che faceva e adorava la vita. Al termine della cerimonia è distribuita con bicchiere e cucchiaino la coliva, cibo tradizionale dei riti funebri con grano bollito, miele e pistacchi, mentre gli amici di Andrei, uno ad uno, si intervallano sulla bara dell'amico morto prematuramente, ponendo come ricordo la loro firma prima della sepoltura di Andrei a Favaro, dove con il fratello e la mamma aveva sognato un nuovo futuro qui a Venezia. Ricordiamo Andrei per tutte le sue grandi qualità e apprezziamo il tempo che abbiamo passato con lui. Dalla questione migranti al granchio blu fino ai ristori per chi ha subito danni a causa del maltempo. Questi gli argomenti di cui ha parlato il presidente del Veneto Luca Zaia a Palazzo Balbi questa mattina. Al momento noi non abbiamo nessuna proposta per un CPR. Il CPR che cos'è? Una struttura chiusa, di solito si prende una caserma per mettersi le persone che sono oggetto di rimpatrio obbligatorio. Al momento non c'è, al momento abbiamo un grosso problema perché abbiamo fin troppi migranti e i nostri CAS, i nostri centri di ospitalità sono stracolmi e soprattutto ricordiamo che di questo passo noi non siamo in grado di garantire nulla. Stamane a Palazzo Balbi il governatore Zaia è tornato sulla questione migranti, per cui continua a esprimere grande preoccupazione ribadendo la necessità di un intervento dell'Europa. Penso che ospitalità comunque vada di pari passo con il termine dignità. Con questi numeri la dignità non si riesce più a garantire. 9.000 che stiamo ospitando in questo momento, arriveranno oltre 200.000 persone quest'anno in Italia e di queste 200.000 sappiamo che solo l'8% avrà riconoscimento dello status di rifugiato. Molti sono migranti economici. Dall'altro anche penso che pensare a rimpatrio con questi numeri è come pensare di svuotare il mare con un secchio, visto e considerato che se fossero confermati questi numeri almeno 150.000 persone dovrebbero essere riaccompagnate una ad una in un volo d'aereo con le forze dell'ordine per poi essere rispediti a casa. La vedo dura, quindi bisogna che l'Europa scenda in campo e che si risolva il problema. Il presidente poi è tornato ad affrontare la questione del granchio blu, che ha definito più tragica di quanto venga percepita a livello nazionale. Al governo oggi noi chiediamo, l'ho chiesto io per primo a livello nazionale l'8 di agosto, che dichiari lo stato d'emergenza. Questo ci aiuterebbe ad aiutare i nostri pescatori, visto e considerato che pensi solo il 40% delle vongole a livello nazionale viene prodotto dal Veneto e sono 52.000 quintali, l'80% verrà divorato dal granchio blu. Ma il granchio blu colonizzerà tutte le nostre coste, visto e considerato che adesso abbiamo ad esempio le femmine di granchio blu che non restano più in laguna ma vanno in mare. Infine Zaia si è appellato al governo per i ristori a chi ha subito danni a causa del maltempo. I calcoli che abbiamo noi ci portano almeno 1.200 milioni di euro di danni. Ovvio che con 8.333.000
non possiamo parlare di danni, stiamo parlando delle somme urgenze, cioè delle spese avute che so, per sgombrare strade, per fare i primi lavori di pulizia. I cittadini hanno diritto a un ristoro, spero che il governo lo faccia quanto prima, visto e considerato che una tragedia come questa è una tragedia che resterà nella storia del Veneto e di molte altre regioni. Presentato a Venezia il primo medico di famiglia assunto grazie alla campagna di reclutamento internazionale dell'ULSS 3. L'ULSS 3 ha presentato il dottor Sebastiano Marchi, primo medico di famiglia che prenderà servizio in Laguna dopo essere stato assunto attraverso la recente campagna di reclutamento internazionale per i professionisti della medicina generale. La difficoltà al pensionamento di un medico di medicina generale è quella di trovare un sostituto. Comune e ULSS stanno lavorando da alcuni anni ormai per fare in modo che questa transizione a Venezia non sia difficile come purtroppo in alcuni casi è stata. E quindi grazie alla collaborazione tra Comune e ULSS abbiamo individuato delle soluzioni anche logistiche in grado di ospitare ambulatori fino a che il medico non si ambienta e raggiunge il numero di pazienti tale da garantirgli una sostenibilità economica, e tutta una serie di altri tipi di collaborazione logistica, pratica, anche di consigli per fare in modo che un medico che viene da fuori, che non conosce Venezia e quindi possa avere questo timore rispetto a questa particolarità, in qualche modo possa entrare in confidenza con la città, essere guidato nel mettere radici e iniziare qui l'attività. Per incentivare la candidatura di nuovi medici a Venezia, infatti, l'ULSS 3 aveva realizzato una campagna promozionale con lo slogan «Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta». Anche in questo caso abbiamo speso bene, penso, i soldi dei cittadini. Sì, abbiamo speso qualcosa per fare questa campagna pubblicitaria, però da questa sono arrivate tantissime disponibilità. Abbiamo scelto e messo in graduatoria 16 candidati e il primo oggi prende servizio. Il caso ha voluto che fosse proprio un giovane veneziano ad aprire quella che è questa nuova evoluzione dell'assistenza per la medicina generale a Venezia. Il tenente colonnello dei Carabinieri Emanuele Spiller lascia Venezia dopo quasi 6 anni al comando del reparto operativo provinciale, un ruolo ricoperto da protagonista in un periodo caratterizzato da vicende epocali, comprese acqua alta del 2019 e pandemia. Un pensiero di gratitudine rivolto anche dal sindaco Brugnaro, che stamattina l'ha ricevuto a Ca' Farsetti. Ora Spiller andrà a Reggio Calabria, dove assumerà l'incarico di capo ufficio del comando provinciale. E ora parliamo del Festival del Cinema. È arrivata questa mattina la Darsena dell'Excelsior, accolta dal direttore Barbera, la madrina dell'80ª mostra internazionale. Domani condurrà la cerimonia di inaugurazione del festival. Noi l'abbiamo incontrata, sentiamo le sue parole. Marina, ben arrivata a Venezia, com'è stato questo arrivo? È stato bagnato sicuramente, quindi arrivo bagnato, arrivo fortunato e speriamo appunto di portare fortuna a questa 80ª mostra d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. È un grande onore per me essere qui e soprattutto un anno così importante. Quando vi è stato comunicato, così proposto di fare da madrina al festival, cosa ha pensato? Non me lo sarei mai aspettata, sinceramente sapevo di essere nella rosa, però avrei immaginato giustamente un'attrice emergente, un'attrice giovane che porta sulle sue spalle il futuro del cinema italiano, e quindi non me la sarei mai aspettata. È stato veramente un grande regalo e spero veramente di non deludere Alberto Barbera domani sera. Non è una rinascita, ma è sicuramente una conferma che il cinema italiano è veramente importante e si vede appunto anche nella mostra internazionale qui a Venezia. Venezia per me è veramente un luogo che ahimè conosco molto poco da turista, però tante volte qui per lavoro, quindi mi auguro che porti ancora più lavoro e ritornare spesso a lavorare a Venezia. Io non sono contro il turismo, al contrario, però credo che si possa fare un turismo intelligente affinché la bellezza di Venezia non venga distrutta, ma allo stesso tempo i commercianti, i ristoranti, gli alberghi possono vivere, quindi credo che in tutto, usando l'intelligenza, si possa fare qualsiasi cosa. Un abbraccio agli spettatori di Antenna 3 e vi aspetto qui alla mostra di Venezia. Il direttore della mostra, intanto, Alberto Barbera, presenta i contenuti del programma dell'80ª edizione che porterà al Lido tante star fino a sabato 9 settembre. Il direttore Alberto Barbera è pronto ai nastri di partenza dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Con che stato d'animo? Emozionato sempre, perché dare il via a una grande kermesse come la Mostra del Cinema di Venezia non può lasciarti indifferente. Sarà una mostra
credo ricchissima di grandi titoli. Ci sono alcuni dei film più importanti della stagione autunnale che sta per cominciare, sono i film più attesi, grandi registi, grandi nomi, ma ci sono anche tantissime scoperte che sono la conferma che il cinema è vivo, vitale, ricco di promesse per il futuro, e tutt'altro che un cinema piegato. Facciamo un attimo il punto, per favore, sul sciopero di Hollywood. Avete avuto conferme? E com'è la situazione ad oggi? Ma, guarda, abbiamo sempre saputo che alcuni star non sarebbero potute venire, quelli che recitano nei film degli studios e delle piattaforme. Ci sarà per esempio Adam Driver, ci sarà Lea Seydoux, ci saranno gli interpreti del film di Sofia Coppola, Priscilla, ci sarà Jessica Chastain. Poi il momento di grazia del cinema italiano e un invito a tutti voi. È un segnale estremamente positivo per il nostro cinema, perché indica un cambiamento di passo, sia produttivo, sono film molto costosi, si va dagli 8 milioni del film di Garrone e di Castellitto ai 29 milioni dei film di Saverio Costanzo, quindi 2, 3, 4 volte più del costo medio di un film italiano anche recente, no? Che vuol dire diventare competitivi sul mercato internazionale. Si fa un invito, un saluto ai telespettatori di Antena 3 che la seguiamo sempre tutto l'anno. Mi auguro che tantissimi spettatori di Antena 3 diventino anche spettatori della Mostra del Cinema di Venezia. E questa mattina a Palazzo Balbi una cerimonia importante, ve ne parliamo subito dopo una breve pausa. Eccoci tornati. Questa mattina a Palazzo Balbi la Regione ha premiato i creators veneti e per Venezia è arrivata anche una menzione speciale. Vediamo. Si è conclusa la prima fase di Veneto Creators, il contest digitale che negli ultimi 5 mesi ha coinvolto 28 creator veneti, impegnati nel promuovere le eccellenze del territorio con contenuti social. Questa mattina le premiazioni a Palazzo Balbi, il primo posto alla squadra di Padova, con contenuti su cultura, enogastronomia, territorio, flora e fauna. Sono molto soddisfatto del progetto, secondo me ha vinto la Regione, non abbiamo vinto noi come squadra, però tutto il Veneto, e tutti i creators che hanno partecipato secondo me hanno dato il proprio contributo per valorizzare il nostro territorio. Sicuramente c'è bisogno di fare ancora progetti come questo e di coinvolgere più possibile anche sul digitale persone che parlino del territorio, persone che lo valorizzino. Al secondo posto la squadra di Treviso, che ha collaborato con scuole, comuni, associazioni e siti UNESCO. Terzo il gruppo di Vicenza, che ha raggiunto con i loro contenuti virali un numero di persone 10 volte superiore rispetto ai followers. Menzione speciale invece per il gruppo di Venezia, riusciti a rendere accattivante una provincia unica e di cui si parla in 1000 salse. Hanno puntato sul Nissioetto. È stato difficile perché appunto Venezia comunque sì, Venezia è il nome dell'isola, ma comprende anche un po' tutto un territorio variegato, la terraferma e le isole, quindi non è stato appunto semplice, però essendo il litorale estendersi su tutta la laguna abbiamo concordato che c'erano molte realtà appunto. I contenuti hanno avuto 76 milioni di visualizzazioni e raggiunto 19 milioni di persone. L'iniziativa promossa dalla Regione è coordinata da Nicola Canal e Veronica Civiero. E abbiamo cercato appunto di attivare 28 micro professionisti, quindi sono appunto influencer che non sempre hanno fanbase ingenti. I numeri finali sono entusiasmanti, 76 milioni di visualizzazioni, dicevamo prima, è come se una persona guardasse per 13.000 giorni i video prodotti. E non è solo una questione di quantità, ma anche proprio di qualità dei video, quindi sono video appunto sull'inclusività, sull'educazione civica, ce ne sono stati molti, sulla storia dei luoghi, piuttosto che sull'arte e sulla cultura. Quindi diciamo che è un progetto che sicuramente nessuna regione fino adesso ha fatto, ed essere la prima regione che fa un progetto del genere, insomma, ci rende molto orgogliosi. Una figura, quella del creator, che potrebbe diventare una professione. C'è chi lo fa in un modo, questo lavoro, c'è chi lo fa bene, chi lo fa male. Io penso di farlo bene, lo dico a gran voce, visto che dedico tanto tempo, sacrifici e impegno in questo.
L'amministrazione e il Venezia Football Club hanno voluto intitolare la sala stampa dello stadio Penzo di Sant'Elena al giornalista Luca Miani, che per 30 anni ha seguito e raccontato lo sport veneziano e veneto. La targa scoperta dalla figlia Camilla e dalla moglie Francesca. Luca Miani era profondamente legato al Venezia Calcio, che ha seguito per 30 anni in tutti i campi delle serie minori fino alla Serie A. Ha raccontato lo sport veneziano e veneto per le pagine del Gazzettino. Questa sua passione per la squadra della città non gli ha però mai impedito di essere veramente parte terza, obiettiva e imparziale nel raccontare i fatti. È stato un esempio e un punto di riferimento per tanti giovani giornalisti e tante persone, e per questo la sala stampa dello stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena ora porta il suo nome. La targa all'interno della sala stampa, della nuova sala stampa del Venezia Calcio allo stadio Penzo, non vuole essere solo un ricordo, ma vuole essere anche qualcosa che insomma faccia da insegnamento verso tutti i giornalisti e tutte le nuove generazioni. Quando appunto qui abbiamo raccontato la storia di Luca, anche l'impegno per i più giovani e comunque anche il punto di vista indipendente nel raccontare lo sport veneto, ha assolutamente dato il placet e messo tutte le forze del club a disposizione affinché questo avvenisse. A scoprire la tag che porta il nome di Luca Miani, che ha ricoperto anche il ruolo di consigliere regionale e nazionale dei Russi, sono stati la figlia Camilla con la moglie Francesca, insieme ai familiari e a papà Roberto. Presenti tanti amici, colleghi e istituzioni, tra i quali il presidente del comitato veneto della FIGC, Beppe Ruzza. Crediamo che Luca Miani sia stata una figura veramente rappresentativa per il giornalismo non solo veneziano ma veneto, e quindi riteniamo che sia stato veramente un tributo doveroso a una figura così importante. L'assessore Begio ne traccia un ricordo umano. Come padre è stato un padre amorevole, umano, anche molto sorridente e comico con la sua Camilla, e di lui voglio conservare esattamente questo ricordo. Torniamo a parlare del Mostra del Cinema, perché oggi è arrivato a Venezia anche il ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano, e quindi insomma sentiamo un po' cosa ha detto. Il cinema italiano, come dire, è la proiezione del nostro immaginario, storicamente ha avuto sempre una grande vitalità. Adesso, dopo che ci sono stati degli anni di appannamento, io credo che il cinema italiano stia vivendo un nuovo momento felice attraverso grandi registi che ci sono e che sono di grande consistenza. Il ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano è già arrivato al Lido per la preapertura della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Questa mattina ha presenziato, insieme al sindaco Brugnaro, agli assessori Zaccariotto, Zuini e Venturini, alla presentazione della nuova sala d'arte all'interno dell'ex Casino, spazio che servirà per la mostra ma anche per tutta l'attività congressuale del Lido. Sangiuliano ha speso parole importanti per tutti coloro che lavorano nel mondo del cinema. Tante categorie che però sono dimenticate, che sono sotto i palchi e non sono sulle luci del palco, ma sono sotto i palchi, ma che sono importantissime perché sono loro che poi rendono possibile. Il cinema è fatto anche di chi trasporta le luci, di chi trasporta i cavi, di chi monta i palchi, di chi sposta le scenografie e quindi di chi fa il guardarobiere o la guardarobiera, cioè tutte queste persone concorrono al mondo della cultura, del teatro e del cinema, e quindi ci siamo voluti occupare di loro. Il ministro, accompagnato nel suo tour in Laguna dal senatore veneziano Speranzon, ha poi assicurato di essere al lavoro per la salvaguardia di Venezia dopo i ripetuti allarmi dell'UNESCO, ma di non voler al momento dare anticipazioni. Sarà una grande mostra, abbiamo l'onore di avere il Ministro della Cultura che ci ha aiutato, ci sta aiutando per grandi lavori qua a Venezia. Qui il Comune ha ricomprato prima di tutto dal Casino tutto il palazzo. Con un investimento di più di 30 milioni è tornato nella proprietà del Palazzo del Cinema del Comune, e poi abbiamo messo altri 35 milioni per ristrutturarlo e nel prossimo anno ancora sarà finito tutto. Comunque venite a vederlo perché è bellissimo. E questa mostra come se l'aspetta? Me l'aspetto bella, mi spiace che non manchino alcuni attori protagonisti che sono americani per lo sciopero degli attori americani, però abbiamo un sacco di bei film, c'è tantissima bella gente, poi contemporaneamente ci sarà la sfilata di Armani che adesso andremo a vedere volentieri perché insomma, ha accettato il mio invito all'Arsenale a venire, gli daremo anche un premio speciale della città a Giorgio Armani. Una dimostrazione dell'attenzione che c'è da parte di questo governo attraverso il suo ministro della cultura nei confronti di questa città, che è sicuramente riconosciuta come un'eccellenza dal punto di vista della cultura, non solo della cultura che può esporre grazie alle testimonianze del passato dal punto di vista architettonico, artistico, culturale, ma anche grazie alle produzioni culturali.
E ora gli auguri, chiudiamo con gli auguri a Teresa Zanetti, detta Marcella, che ha raggiunto i 100 anni di vita, nata nella località Cava Zuccherina il 29 agosto del 1923, ha spento le candeline con i figli Franco, Carla e poi i nipoti e i parenti, a farle visita anche il sindaco, che è arrivato con una targa a ricordo e un mazzo di fiori. Grazie per averci seguito, si chiude qui l'appuntamento con l'informazione di Venezia, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Ciclone in lento allontanamento verso i Balcani. Il maltempo abbandona il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 30 agosto. Sul Veneto la perturbazione esaurisce la sua azione, lasciando dietro di sé tantissime nuvole e le ultime sporadiche precipitazioni che interesseranno velocemente le zone montuose. Altrove tempo più asciutto. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in ripresa tra 21 e 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso al mattino il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, non sono escluse anche delle piogge sparse ma piuttosto frequenti. Nel pomeriggio migliora con ampie schiarite. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una nuvolosità piuttosto variabile, saranno possibili anche dei piovaschi isolati e con maggiori tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 26-27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.